la 14 Carpitella Vincenzo, con la 15 Culcasi Davide, 16 Rizzo Michele, 17 Buttaggio Alessio, 18 Daidone Mattia, 19 York Cavi, con la 20 Cannavò Alessio. L'allenatore il signor Amoroso Alberto. La terna arbitrale è composta dal signor Azzolina Salvatore, arbitro centrale, coadiuvato dai signori Florio Gaetano e Emilio Calogero, entrambi della sezione di Agrigento e della sezione di Caltanissetta. Adesso buon divertimento a tutti e forza Accademia! Amici di Sportissili, ciao da Salva Geraci, benvenuti al Roberto Sorrentino e Accademia Trapani Geraci, è la seconda giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Subito andiamo con le formazioni ufficiali delle due squadre. Accademia Trapani in completo bianco con Grimaudo in porta che sostituisce Mistretta, in difesa da destra verso sinistra Cammareri, Marrone, Parinello e l'ala centrocampo Samanà, Bie e Oddo a comporre il tridente d'attacco. Guaiana, Nolfo e Barraco, tre cambi rispetto allo 0-0 in casa della Fordore Castelvetrano, con Mistretta che ritorna a praticamente essere assente dopo il 3-1 di Marsala dell'anno scorso. Geraci con il 3-5-2, confermata la formazione che ha perso contro la Pro Favara 3-0. Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Gusso in difesa, Coco, Tripiano, Gonzales, Bonamaison e Pane Bianco a centrocampo, Rudonia e Fernandez in attacco. L'arbitro è Salvatore Azzolina di Caltanissetta, assistito da Gaetano Florio della sezione Agrigento, assieme a Calogero Migliotto, anche lui della sezione di Agrigento. Due neopromosse che si sfidano questo pomeriggio. L'Accademia, dopo lo spareggio promozione perso, ha ottenuto il ripescaggio. Il Geraci ha vinto il campionato di promozione dopo aver trionfato in quello di prima categoria. Inizio difficile con l'uscita dalla Coppa di categoria per entrambe, ospiti che tra l'altro già hanno avuto appunto a che fare con la Pro Favara, favorita per la conquista del girone. E tra l'altro il primo precedente tra le due squadre, anche perché l'Accademia Trapani è al terzo anno di attività con la prima squadra. Entrambe vogliono la prima vittoria in stagione, i primi gol in campionato. Geraci ne ha fatti 4 nel ritorno di Coppa, l'Accademia 2, pareggiando nel recupero contro il Fulgatore, pareggio che però non è servito a passare il turno. Tutti comodi, inizia Accademia Trapani Geraci, con il Geraci in tenuta blaugrana e pantaloncini blu. Diverso pubblico presenti anche al Roberto Sorrentino di Trapani. È la prima volta stagionale che accade, dato che per la gara di Coppa contro il Fulgatore la partita si è giocata a porte chiuse per i classici problemi burocratici di inizio anno. E l'Accademia a gestire questo pallone in fascia. Cammareri prova il cross, subito respinto da una parte. Alberto Amoroso in panchina contro la Folgore ha raggiunto le 60 panchine con l'Accademia Trapani. Dall'altro lato Gaetano Mirto, tanta esperienza nel mondo dilettantistico siciliano. Qui l'Accademia stava per recuperare un interessantissimo pallone. C'è già una caduta, sembra essere non leggera la situazione. Poco fa qualche parola a Pane Bianco da parte di Mirto. Adesso sta chiamando Gonzales
qualche indicazione in più. Sono iniziate nel frattempo anche le altre partite. Si gioca alle ore 15:30 sia Accademia Trapani che il resto del programma. Ancora 0-0 sui vari campi: Aspra Castellammare, Casteldaccia Nissa, Mazzara Fulgatore, Marineo Athletic Palermo, Pro Favara Mazzara 46, Super Giovane Castelbuono Folgore Castelvetrano, per finire Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri. Viene accompagnato fuori lentamente Mauro Oddo. Applausi anche da parte della gradinata a cielo aperto del Sorrentino, caduto male il classe 2006, all'interno di centrocampo a sinistra di Amoroso. L'allenatore dell'Accademia sarà costretto già al primo cambio, non sono passati neanche 5 minuti. Vedremo un po' chi prenderà il suo posto. Non è ancora sicuro al 100% il cambio, adesso sì, viene chiesto dall'altra parte del terreno di gioco, nella zona della porta difesa da Barbagallo. Il portiere del Geraci è pronto subito ad entrare Cannavò, con la maglia numero 20, Accademia super offensiva. Amoroso ha scelto di inserire dal primo minuto sia Nolfo che Guaiana, con Guaiana che è stato spostato a destra, lui che può fare anche l'ala d'attacco. Al centro c'è Nolfo, Barracco a sinistra. Adesso presumibilmente Barracco scenderà a centrocampo al posto di Oddo e Cannavò andrà a ricoprire il ruolo di ala sinistra, suo ruolo naturale. Ancora non è stato effettuato il cambio con l'Accademia Trapani, momentaneamente in 10. Pane Bianco non passa, rimessa laterale, parte Pane Bianco. L'attacco da parte di Rudonia è regolare. L'intervento dello sloveno su Mbie. Dicono a Rudonia: tranquillo, hai protetto il pallone. Si è rialzato Dembabie, che ricopre il ruolo di mediano. Ricordiamo una cosa abbastanza importante, perché nell'Accademia Trapani ci sono ben 8 squalificati, di cui 7 finiscono, diciamo, questo periodo di calvario proprio in occasione di questa partita. Sono Perricone, Giargiù, Iannazzo in camicia, Agnello e Castiglione i 7. Poi Secum avrà un'altra giornata da scontare, la prossima. Gli strascichi della scorsa stagione nei playoff di promozione. Scorrettezze, una mini rissa nella sfida contro il Camarat alla semifinale, finita con un pazzo 4-4. L'Accademia passò per il miglior piazzamento nel corso della regular season. Anche nel Geraci diverse assenze, squalificati Gnassi, questa è la sua ultima partita da scontare, squalificato anche Cardin dalla sua esperienza passata. Assenti anche Giovagnoli, Bonanno, Albanese e Ogbondà. Sulla prima convocazione in panchina per Emanuele Balsano, centrocampista alla prima esperienza con i grandi.
cresciuto tra Palermo e Calcio Sicilia. Senti, 30 secondi, 30 secondi, 30 secondi. Problemi anche per Vito Grimaudo. Inizio veramente spezzettato questo qui al Sorrentino. Prima i problemi per Oddo, adesso qualche problemino anche per Vito Grimaudo. Oggi Amoroso ha preferito inserire il classe 90 al posto di Mistretta, che è stato il titolare fin dei tempi della prima categoria. Praticamente la situazione in porta dell'Accademia Trapani è quella di una poltrona per due. Mistretta ha anche la caratteristica in più di essere un under, classe 2003. Ricordiamo che gli under in campo obbligatori sono un 2003 e un 2004 in eccellenza. Nono minuto, sempre 0-0, ancora deve arrivare la prima occasione con l'Accademia Trapani, che si trova ancora in difficoltà. In 10 la squadra di Amoroso. Oddo sembra essere ok con le condizioni. Ci sono comunicazioni telefoniche da bordo campo a fondo campo. Oddo è tornato adesso, giustamente sta raggiungendo, eccolo lì, applaudito dalla gradinata. Ha dato il cross in mezzo con la punizione battuta. Si aspetta l'ok da parte dell'arbitro per far entrare Mauro Oddo, quindi non c'è più il cambio con Cannavò. Scambio, occhio alla gestione di Parrinello che si gira, cerca di passarla all'indietro, le pressing di Rudonia, servizio dietro, ci pensa l'Accademia Trapani a salire. L'intervento regolare da parte di Gusso ai danni di Barracco, che se ne stava andando. Accademia che gioca dall'altro lato con Cammareri, il passaggio lungo linea per Guaiana, cross basso arretrato, libera l'area adesso Bressan, non è precisissimo il passaggio ma c'è Rudonia ostacolato da Marrone. C'è il fallo subito da parte del figlio d'arte Roy Rudonia, figlio di Mladen Rudonia, che nel 2001 segnò il gol qualificazione per la prima volta della Slovenia ai mondiali, in occasione del mondiale in Corea e Giappone. Segnò suo padre il gol contro l'Ucraina 1-0 in quella sfida del 2001. La Slovenia così si qualificò. Lui che è arrivato in occasione della prima di campionato, le due di Coppa non le ha giocate, mercato che è ormai finito per quanto riguarda i dilettanti. Ultimo giorno venerdì è stato proprio l'innesto di Balsano per il Geraci, Accademia già a posto così da un bel po', addirittura prima di sapere con certezza che campionato disputare, ovvero prima del ripescaggio in eccellenza. Dopo la seconda scalinata, sulla tua destra c'è un signore col cappello bianco e uno col cappello blu. Devi parlare con quello bianco. Dici, sono il figlio del Benedetto. Allora scendi la gradinata, là vicino qua al centrocampo. Nel frattempo il gol della Don Carlo Misilmeri a Sciacca, la rete di Manfred. Unitas Sciacca 0, Don Carlo Misilmeri 1, e questo è il primo cambiamento nei risultati del pomeriggio. Il passaggio lungo di Pane Bianco a cercare
l'attacco, attenzione a Bonamaison che si fa respingere il tiro da Grimaudo, prima occasione della partita con Agustin Bonamaison, anche lui tra gli ultimi arrivi al debutto nella sfida contro la Pro Favara. Lancio lungo a cercare Simone Guaiana, che gioca a sinistra, Barraco gioca a destra. Nolfo ovviamente al centro, questa è un po' la disposizione offensiva della squadra di casa. Pallone verso Fernandez, interviene Parrinello in anticipo anche ad andare verso sinistra, non calcola bene i tempi, infatti Gonzalez è stato lì. Riprende il pallone l'argentino lanciandolo lungo a cercare Roy Rudonia, tutto regolare. Fernandez ostacolato da Oddo, che ha recuperato anche fisicamente, anticipato Gonzalez, può andare all'Accademia. Nolfo guarda il movimento di Barraco, sale, chiede il fuorigioco di Geraci, la chiusura di Bressan, il passaggio dietro per Gonzalez che spazza in fallo laterale. Prezioso l'intervento di Evandro Bressan, il brasiliano classe 98, e l'Accademia gioca dall'altro lato. Cammareri, lancio lungo, voleva Nolfo, cambio anche nelle fasce difensive con Cammareri a sinistra e Lala a destra. Fernandez è fermato senza fallo, si dispera il portoghese. Bie, passaggio corto, infatti l'Accademia con Samana viene anticipata. Lopizzo, Coco, fermato subito. Mirto voleva il passaggio di prima da parte del geracese Doc. Cammareri, fallo sì da parte di Bressan, cadono entrambi. Calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Dopo le interruzioni dovute ai stop momentanei di Oddo e Grimaudo, la partita si è accesa con queste due squadre che hanno l'obiettivo di salvarsi. Geraci che è tornato in eccellenza dopo 3 anni per l'Accademia. Il debutto in questa stagione nel massimo campionato regionale siciliano, al terzo anno di attività con la prima squadra, praticamente 2 salti di fila dalla prima categoria alla promozione, dalla promozione all'eccellenza. Stessa cosa per il Geraci negli ultimi 2 anni, ma il Geraci ha una storia più larga e profonda. Dembabie alla battuta di questo calcio di punizione. Parte il pallone basso a cercare Marrone, ma nulla da fare. Ci pensa Tripiano, anche lui giovanissimo, se la cava da avanzare, la classe 2006. Il passaggio per Bonamaison, passaggio in profondità a cercare Marcio Fernandez. C'è Rudonia in mezzo, lo cerca Fernandez, il passaggio arretrato, Rudonia deve andare indietro, Rudonia si accentra il tiro, Grimaudo si distende, spazza l'Accademia, altra occasione per il Geraci. Perde lì il pallone Barraco, ma c'è l'intervento falloso subito dopo. Ammonito Barraco, il primo giallo della partita. Dai, bravo! Apprezza comunque Gaetano Mirto dalla panchina del Geraci per l'occasione avuta da Roy Rudonia, che si aggiunge a quella di Bonamaison avuta in precedenza. Sebastian Gonzalez, parte Gonzalez, pallone profondo, Grimaudo ad intervenire prima di Bressan, difensore molto roccioso. Nuova rimessa per il Geraci, ancora Rudonia con il recupero dell'Accademia. Nolfo
Cammareri, colpo di testa con il pallone che non viene visto più. Nolfo allarga, ma Barraco è un po' lontano rispetto alla zona in cui doveva essere presente. Bressan lo picciò. Barbagallo, il lancio lungo, il colpo di testa di Lala, recupera l'Accademia Trapani, non c'è fallo. Oddo sbaglia il passaggio, scivola. Allo stesso tempo il cambio di gioco di Bona, Mason a cercare Rudonia, gli va tutto. Pietro Lala ha segnato nella gara giocata qui contro il Fulgatore in Coppa. Gonzales, il tiro verso il primo palo, finisce sul fondo. Altro tentativo del Geraci con l'argentino l'ex della Leonfortese, allenato anche lì da Gaetano Mirto, tra i pochi riconfermati rispetto alla rosa dell'anno scorso. Ancora deve segnare con la maglia delle Geraci, ha fatto 2 gol invece con la maglia della Leonfortese. Il rilancio di Vito Grimaudo l'anno scorso al Castellammare. Il discorso in porta nell'Accademia come si è evoluto in estate. Praticamente Mistretta aveva trovato l'accordo, era stato anche ufficializzato dall'Athletic Palermo, poi è tornato all'Accademia, probabilmente qualcosa che non è andato a buon fine. Nel frattempo l'Accademia aveva preso Grimaudo per sostituire Mistretta e alla fine si sono ritrovati entrambi a disposizione di Amoroso. Buona Mason, pane bianco, non va. Subito di prima, ce l'hai dentro già. La rimessa affidata a pane bianco. Cusso, lancio lunghissimo a cambiare il colpo di testa di Coco, che poi rinuncia ad andare avanti perché la zona è scoperta, quella dietro di lui, quella da coprire maggiormente. Lancio lungo, si cerca Fernandes, c'è il possesso da parte sua, non calcia ancora Fernandes su Grimaudo, l'occasione, l'ennesima a questo punto per il Geraci, cercava il tempo giusto per calciare. Una volta avendo colpito il pallone si è trovato in posizione regolare, dato che il guardalinee non aveva ancora il diritto di alzare la bandierina, quindi lo poteva scoprire soltanto all'ultimo. Fernandes ha calciato addosso a Grimaudo, forse voleva un tunnel nei confronti del portiere, dato che ha calciato verso quella zona. Parrinello, cross, colpo di testa a liberare da parte del Geraci con Lopizzo. L'arbitro ferma tutto. Barbagallo vuole subito Fernandes, chiamandolo. Colpo di testa a chiudere di Marrone. Fatto il titolare nella scorsa stagione. Occhio, scattiamo prima. Sebastiano. Viene chiamato in causa adesso per sostituire quelli che sono titolari al momento squalificati. Fernandes non ce la fa calciare, poi interviene da dietro Gusso, mandando il pallone fuori. Fede, calma, stai tranquillo.
Di più, dice Amoroso a Samanna. Antonio, stringiti. Ancora non totalmente in partita. Uno dei gioielli dell'Accademia Trapani. Colpo di testa grandissimo di Nolfo e una sponda per Samanna che si inserisce. Messo proprio alla prova con questo pallone. Pane bianco di prima, corre il Geraci in fascia. Buona Maison. Destro-sinistro, se la cava in qualche modo. Sale Pane bianco, cross in mezzo. Grimaudo, ci l'ha Rudonia. Chi la prende sì, ma è sfortunato perché il pallone finisce subito fuori, data la vicinanza dello sloveno verso la porta. È capitata addosso a Roy Rudonia. Antonio, stringiti. Decisamente il Geraci più pericoloso rispetto all'Accademia Trapani questa prima metà di primo tempo. Bressan di prima, Lopizzo, lancio lungo, Fernandez fallo su di lui da parte di Marrone. C'è il giallo per il classe 2005, secondo ammonito della partita dopo Barraco. Stoppa prima! Porca puttana! Batterà Pane Bianco il calcio di punizione. Due in barriera per l'Accademia Trapani. Pane Bianco sembra calciare, infatti è così, esce di poco il tiro di Antonio Pane Bianco. Si aggiunge un'altra occasione per il Geraci. Che continuamente mette ansia alla porta di Grimaudo. Il rilancio del portiere, il tocco di Nolfo è un po' così, non la riesce a prendere Simone Guaiana. E allora rimessa per il Geraci. Lopizzo dietro a Bressan, perché è cresciuto nel Palmeiras. Tra l'altro Buona Maison allarga dalle parti di Tripiano, finta il cross, serve dietro, Mirto voleva il cross, pallone per Coco che però non va avanti. Allora Bie, passaggio a metà, è comunque efficace per Samanna. L'anticipo di Buona Maison, tra i migliori in campo in questo momento. Bie gira tutto, c'è la presenza di Pedro Gusso. Pane Bianco, Fernandez, l'appoggio vicinissimo a Buona Maison che costringe al contrasto con l'ala. C'è il calcio di punizione secondo l'arbitro. Si ferma l'azione, arbitro, qualche cartellino. Hai capito? La palla devi mettere. Battuta immediata da parte di Imbie. Parrinello, cross sul secondo palo, colpo di testa di Guaiana che non la prende benissimo. Dialogo intanto nell'attacco del Geraci con Fernandez e Rudonia.
Vai qua, Pagago, vieni subito, Pagago! Lala e Fernandez, Rudonia gira, sale il Geraci, Bona Maison viene fermato, pane bianco da Lala. Ma non lo vedi, arbitro, che gli sbatte sul piede. Tanto sedetevi tutti intanto che deve andare. Battuta già la rimessa, pane bianco, cross in mezzo dalle retrovie, stava andando Coco al tiro, ne è uscito un passaggio per Rudonia troppo corto. Geraci che ha avuto tante occasioni, ma potevano aggiungersene altre. Anche questa qui con Coco e Rudonia. Nolfo gira tutto a cercare Barraco, pane bianco lo ferma. Ancora Barraco a lottare, pane bianco serve dietro, Gusso, il rilancio lunghissimo nella zona di Rudonia, la prende l'ala di testa, Gonzales, Lala l'appoggio, serie di palleggi anche NBA in acrobazia, ma non c'è nessuno. Senza confusione, dice Grimaudo, all'Accademia Trapani, vantaggio della Nissa, Casteldaccia, il gol di Ivan Agudiak alla mezz'ora, Casteldaccia 0, Nissa 1. Ancora Pedro Gusso, profondissimo da pane bianco, aggancio contro Parrinello, non è fortunato il difensore dell'Accademia del Tiro di Bona Maison, centrale per Grimaudo. Ehi, Antonio, non ci arriviamo dopo. Gustin, vieni. Mirto chiede a pane bianco di contenere le energie, anche perché sta dando buonissimo apporto alla sua squadra. La giocata da parte di Coco, Gonzales decide di servirla dietro a Gusso, lancio profondo verso Marcio Fernandez, colpo di testa di Lala, la sistemazione di Bona Maison, la scivolata di Pietro Lala, ottima, senza fallo, fa ripartire l'Accademia. Lancio profondo nella zona di Barraco, colpo di testa, cerca Renolfo, c'è l'anticipo di Bressan anche aiutato dal proprio fisico, poi Barbagallo, rilancio storto, finisce in fallo laterale. Amoroso chiede a Ambie di marcare Tripiano. E Samana su Gonzales, Bie dietro per Cammareri, pallone che passa, se la chiama Barbagallo, subito la salita da Bartolo Coco, la scivolata di Imbie, quasi un passaggio per Tripiano che deve vedersela contro il più esperto Alessandro Cammareri. Rilancia, è un regalo però da parte sua per Coco, pallone dentro, libera tutto Lala. Gonzales la prende lui, subito marcato da Simone Guaiana. Tripiano, passaggio per Coco, un po' libero, deve rientrare però perché la presenza degli avversari si fa incessante. Gonzales insiste di testa, il recupero di Tripiano, ma prima o poi ci doveva essere per forza un fuorigioco di rientro dopo tutti questi colpi. Devi mettere la palla. Francesco, è la terza volta. Mirto non è particolarmente contento con Tripiano, vuole il cross da parte sua. Giù nel frattempo Oddo, le squadre ne approfittano per un cooling break. Viene chiesta l'acqua da bordo campo. Tanto caldo oggi a Trapani.
Dai. Fernandez parla con sapienza. Oddo sembra non farcela. Definitivamente con Cannavò adesso pronto ad entrare. Il cambio era pronto già nella primissima fase di partita. Lo vedete, Oddo con il ghiaccio sulla spalla. Oddo ha continuato a giocare, ma adesso sembra dare forfait. L'ora ufficiale, esce Oddo, entra Cannavò. Secondo marcatore più prolifico nella breve storia dell'Accademia Trapani. ...12 gol con questa maglia, tutti segnati nella scorsa stagione in promozione. A questo punto sì, Baracco scende a centrocampo e Cannavò va a fare l'ala d'attacco. Ma è sempre il Geraci ad avere predominio. Passaggio per Nolfo, dietro verso Dembabie, pallone allargato verso la fascia, proprio a cercare il ruolo d'ala d'attacco con Guaiana. Fernandez qui se la cava, allora può avanzare il portoghese. Passaggio per Rudogna, non si intendono i due. L'Accademia ritorna con il possesso del pallone che viene perso immediatamente. Fernandez, spalle nei confronti della porta, decide di servirla a Lopizzo. 35esimo, 10 minuti alla fine del primo tempo, sempre 0-0 tra Accademia Trapani e Geraci. Pane bianco a puntare Parrinello, c'è l'intervento falloso di Lala, il merito a conquistare la punizione da parte del Geraci. Batterà Tripiano. Al limite. Al limite, vede! Sempre due in barriera per l'Accademia Trapani. Parte Tripiano, battuta corta, il tiro alto di Pane Bianco a girare. Sveglia! Grimaudo sulla testa di Gonzales. Rudogna verso Fernandez, ostacolato dalla presenza fisica di Marrone, va a commettere fallo. Dai lì, stretto, siamo là! Siamo là! Signore! La battuta di Marrone, colpo di testa voluto da Guaiana. Il pallone fuori.
Fede, stai lì, vai. Così, aspetta. Stai lì, così, così. Vai. Il rilancio di Barbagallo. Via di testa. Gonzales, c'è il fallo secondo il guardalinee. Ha saltato da solo. Vai Roy. Scappa dietro, veloce. La battuta di Bressan. Parrinello prima di Rudonia. Se la sistema Barraco. Il passaggio per Cannavò a metà. Con Nolfo e Guaiana ad aspettare. Avanza lo Pizzo. Troppo in verticale. La prende Grimaudo. Lala. A seguire il pallone i giocatori dell'Accademia Trapani. Nolfo. Bie. Tripiano attacca. Adesso Cammareri. Il passaggio per Ambie. Nulla da fare per il proseguo dell'azione. Lascia, vai. Alessandro. Fernandez trattenuto da Cammareri. Insiste ancora l'attaccante del Geraci. Il rilancio di Cammareri, colpo di testa di Cannavò. Barraco. C'è l'attacco di Gusso. Colpo di testa di Bressan che se la cava alla grande, palleggiando e colpendo di testa. Ancora Bressan, basso, in diagonale. Pallone anche sporcato. Pane bianco sulla traiettoria qui. Dembabie. Gira tutto da Parrinello. Sale il centrale, c'è il cross. Barbagallo in uscita. Viene da dietro. È stato fischiato un calcio di punizione. Lopizio, classe 2006 ma di grandissima personalità, condita anche dal gol contro la Super Giovane in Coppa. Pallone verso Fernandez, arriva anche Pane Bianco. C'è un altro fischio da parte dell'arbitro. Giocatore a terra. Si tratta di Lopizio. Si rialza. Grimaudo aspetta un attimo perché Rudonia è pronto lì ad attaccare, si deve allontanare con Fernandez per dare spazio al rilancio dell'avversario. Cannavò, adesso Pane Bianco. Cammareri la lascia scorrere. Cannavò di prima, Samana dietro per Cammareri. Lancio lungo, colpo di testa di Lopizio in anticipo marrone nella zona di destra, trattenuta di Pane Bianco ai danni di Barraco. Calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Battuto subito da Ambie. Dall'altro lato l'aggancio di Cannavò, il tiro di Cannavò! Il gol di Cannavò a sbloccare il risultato. A sorpresa per come si è combinato questo primo tempo. 1-0, 13esimo in maglia Accademia per Alessio Cannavò.
Il gol di Guaiana, pardon, assolutamente, con il vantaggio dell'Accademia, il piazzato verso il secondo palo, a battere Barbagallo, cross in mezzo, esce il portiere del Geraci, gol di Guaiana. È il primo gol in maglia Accademia per l'ex San Vito Fernandez, pallone per Bona Maison, Geraci che ha fame di riscatto, Rudonia verso il secondo palo ma c'è fuori gioco. Salvo! Da 2 c'è il mister che entra in campo. Arbitro. Oh, ma cosa succede? Dialogo con l'arbitro Salvatore Azzolina di Caltanissetta e l'allenatore dell'Accademia Alberto Amoroso. 1-0 Accademia Trapani, nonostante le varie occasioni che ha avuto il Geraci nel corso di questo primo tempo. Rilancia Gusso, larga tutto Samanà dalle parti di Parrinello, subito respinto da Bonamaison. La finta di Guaiana, rilancio di Bressan, colpo di testa di Marrone, a centrocampo si lotta ancora, Nolfo guarda il movimento di Barraco, in mezzo agli avversari, il recupero di Pane Bianco, il rilancio dell'ex Trapani. Fernandez aspetta, spalla alla porta, c'è Rudonia, l'aggancia con il sinistro, potrebbe allargare da tripiano, invece no. Rudonia, ancora Rudonia a insistere, cross basso, volendo conquistare un calcio di rigore causato da un ipotetico colpo con il braccio. Non è stato così, è finito il primo tempo. Nel frattempo tra Super Giovane Castelbuono e Folgore Castelvetrano 0-0 a Geraci Siculo. Primo tempo finito anche a Casteldaccia con la Nissa in vantaggio 1-0, gol di Agodiak. Qui Fernandez, 15 secondi per iniziare l'ipotetico recupero finale del primo tempo anche a Misilmeri tra Aspra e Castellammare. 0-0 anche lì. Bressan studia la situazione, il brasiliano. Ci saranno 4 minuti di recupero qui a Trapani. Allarga Bonamaison, si scontra Bartolo Coco con Camareri, è il giocatore del Geraci ad avere la peggio. Viene chiamato l'aiuto dalla panchina. Indicazioni suoi per Amoroso. Finito il primo tempo anche a Mazzara del Vallo, non a tantissimi chilometri da qui, 0-0 tra Mazzara e Fulgatore.
Geraci momentaneamente in 10 per regolamento con Coco, che ancora sta scaricando le conseguenze della botta. Si tocca il polso sinistro della classe 2006. Buona Mason, scontro con Rudonia e Marrone. Il rilancio di Cammareri nella zona di Nolfo. Si inserisce Cannavò. Nolfo. Il passaggio a sorpresa per Guaiana, cross basso. C'è la deviazione in angolo di Bressan. Dentro l'ultimo minuto di recupero di questo primo tempo. La battuta di Mbie, rientra in campo Coco. Nel Geraci. Il calcio verso l'area di Mbie, la smanacciata di Barbagallo. Si tocca ancora il polso sinistro Coco. Ha giocato così quest'ultimo pallone. Adesso Rudonia scatta sulla fascia, evita l'avversario. Rudonia si inserisce sempre di più, poi si va a scontrare con Cammareri che lo chiude in calcio d'angolo. L'avanzata di Rudonia. In realtà il calcio d'angolo non c'è. L'intervento di Cammareri è stato 100% sul pallone secondo l'arbitro. Dal recupero del terzino non sembrava così. Colpo di testa di Guaiana. Bie. Lancio lungo. Finisce fuori. Pane bianco. Colpo di testa di Lala. Chiusura in fallo laterale. Ancora pane bianco verso il centro. Fernandez. La prendono gli avversari. Cammareri. Lopizzo. Aggancio. Poi conquista del pallone. Finisce il primo tempo anche a Trapani. Dopo praticamente 5 di recupero. 1-0 Accademia sul Geraci. Gol di Guaiana. Nonostante un predominio da parte della squadra di Mirto con diverse occasioni con Bonamaison, Rudonia che hanno impensierito la porta di Grimaudo, nonostante questo è avanti la squadra di casa, la squadra di Amoroso, con il primo gol in Amaglia Accademia da parte di Simone Guaiana. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta sempre qui dal Sorrentino. Guarda il pallone, per favore. Misilmeri e Casteldaccia di fronte per il primo incontro del campionato di eccellenza Girone A. Il primo tentativo è della formazione di Mineo con Claudio Velardi, uno dei volti nuovi in casa. Amaranto blocca tutto Zummo, poi all'improvviso bisogno verticalizza per Fabrizio Monti, l'anno scorso mattatore della partita. Questa volta Zummo si oppone, poi la difesa della Don Carlo Misilmeri riesce ad allontanare, poi azione della formazione oggi in maglia blu con il cross di Pace a cercare Matera, il colpo di testa fuori non di molto, insiste sulla catena Mancina, la squadra di Tumminia con un'altra palla messa in mezzo ancora per Federico Matera, palla fuori, ma attenzione a quello che accade in questa azione. Con Lucera sulla sinistra riesce a convergere e propone il cross, non è perfetto Cascione che poi frana addosso allo Gerfo. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri, si presenta dal dischetto e si prepara a trasformare lo stesso Raimondo Lucera per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri in gol freddissimo. Il numero 10 della Don Carlo Misilmeri
Cascione sfiora ma non trattiene, poi la Don Carlo può andare a nozze con le ripartenze in velocità. Qui la verticalizzazione perfetta per Vincenzo Logerfo, che a tu per tu con Cascione non sbaglia, non serve a nulla, non c'è bisogno del tap-in di Lucera. 2-0 a segno il giovane misilmerese, terzo anno in prima squadra per lui, e arriva anche la gioia del gol. Prova a reagire subito il Casteldaccio con questo giro palla perimetrale per la conclusione di Matteo Bisogno, bloccata senza grossi problemi da parte di Alessio Zummo. Insiste la squadra guidata da Mineo. Poi in avvio di secondo tempo la prima conclusione della partita porta la firma di Vincenzo Logerfo, ma occhio a questa situazione, direttore di gara che fischia in favore della Don Carlo. Poi a palla lontana l'intervento di Bisogno su Pace, il direttore di gara non ha dubbi, cartellino rosso per il centrocampista ex Nissa e Marineo, che lascia la sua squadra in 10. Non poteva esserci debutto peggiore in campionato per il nuovo numero 8 del Casteldaccio, ma attenzione a questa occasione con Lucera per Pace, per Federico, riesce ad intervenire Cascione ma non a negare la gioia del gol del 3-0 all'ex centrocampista del Mazzara. Dopo la doppietta sempre all'Aloisio nel derby contro il Marineo arriva la rete che di fatto sigilla la vittoria per la Don Carlo, anche se qui Pace interviene in malo modo a palla lontana. Il direttore di gara vede tutto, rosso anche per un altro ex Mazzara che lascia i suoi in 10 uomini. Salterà il prossimo incontro tanto quanto Bisogno, salterà Casteldaccia Nissa, salterà invece Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri Giovanni Pace. Qui attacca con una conclusione dalla distanza ancora di Velardi il Casteldaccia, ma la mira è imprecisa. Mineo che nel frattempo ha riequilibrato un po' la squadra, togliendo anche Fabrizio Monti con l'ingresso di Sferruzza dopo l'intervallo. Qui la conclusione dalla distanza, la parata di Cascione sui piedi di Matera che segna, ma il direttore di gara ravvisa grazie al secondo assistente il fuorigioco del numero 9 della Don Carlo. Insiste allora il Casteldaccia con questo tentativo dalla distanza da parte di Messina, la palla che sorvola la traversa, poi calcio di punizione per Ivan Lavardera, prova a beffare Cascione sul primo palo, ma l'ex di turno non si fa beffare. Ultima azione della partita, il Casteldaccia vuole lasciare il proprio segno in questa gara e lo fa con l'incursione vincente di Giovanni Sferruzza subito in gol. L'ex giocatore dell'Ascari Cefalù, ma non serve a nulla, vince all'esordio la Don Carlo Misilmeri che batte il Casteldaccia. Mister Tumminia, se ti conosco un po', stai ancora pensando a quel gol di Sferruzza agli ultimi secondi? Sì, beh, già la partita era finita, però ecco, è un peccato prendere gol, comunque c'è da complimentarsi con la squadra, con la società, e siamo veramente contenti di aver regalato questa importante vittoria ai tifosi, quindi l'importante era iniziare bene e ce l'abbiamo fatta. Ecco, contro una squadra grintosa e aggressiva come il Casteldaccia era fondamentale cercare di mettere un po' di gap, ed è stato anche fondamentale evitare di farli rientrare in partita prima dell'espulsione di Bisogno. Sì, ed è stata una partita bella maschia, tosta. Mi dispiace per il cartellino rosso di Pace, dove l'arbitro ha valutato secondo me una scelta errata, però ci sta. Devo fare i complimenti a Casteldaccia perché avevo visto la partita contro l'Aspra e quindi lo sapevamo che non sarebbe stato facile, considerato che è una squadra appunto di carattere, grintosa, e ha degli ottimi giocatori e un buon allenatore. Ecco, a proposito di quello che è successo nel primo tempo, la sensazione che si è avuta da fuori è che il rigore di Lucera abbia un po' sbloccato anche mentalmente la squadra. Sì, ci siamo allenati bene dal punto di vista dell'atteggiamento, atteggiamento che si è visto oggi, quindi il rigore di Raimondo ci ha dato quella serenità, siamo partiti, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, potevamo fare qualche altro gol perché secondo me qualche scelta di qualche fuorigioco è dubbio, però va benissimo così. Ora, prima trasferta lunga di questa prima parte di stagione, si va in casa di una squadra forte ma ferita perché ha perso nettamente alla prima. Come prepari questa partita? La prepareremo come tutte le altre, appunto con la consapevolezza che sarà una partita molto difficile, campo difficile, è una società che cercherà appunto di rifarsi. Abbiamo letto ora tutti che hanno perso 3-0, quindi saranno vogliosi di rifarsi. Noi ci alleneremo sempre con lo spirito giusto, con la voglia che stanno mettendo i ragazzi giorno dopo giorno e ce lo andiamo a giocare ad armi pari. Siamo con Totò Federico, a segno anche oggi nel tris contro il Casteldaccia. Diciamo che migliore esordio in campionato dopo l'ottimo esordio in casa in Coppa non poteva esserci. Sì, abbiamo fatto una grande partita,
felice per il gol, per l'assist, ma soprattutto felice perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di squadra che oggi era quello di vincere. Hai temuto un po' nell'azione del gol che Matera intervenisse, tra l'altro era pure in fuorigioco, quindi ha rischiato anche di farla annullare. Sì, no, vabbè, temuto no, perché alla fine se segna un altro compagno l'obiettivo era vincere, l'importante era mettere la palla dentro e chiuderla, visto che è stato il gol del 3-0, poi abbiamo preso gol all'ultimo, però felice per il gol e per la squadra e per i miei compagni. Tra l'altro un gruppo molto nuovo, tu sei uno dei volti nuovi della Don Carlo di quest'anno, però la sensazione è che vi siate ormai uniti, state lavorando anche bene con mister Tommini. Sì, assolutamente, siamo un gruppo unito. Da subito abbiamo cercato di fare gruppo con i ragazzi, siamo un grande gruppo, lavoriamo bene in settimana col mister, ci fa lavorare abbastanza bene e niente, adesso testa alla prossima. E la prossima a Sciacca contro una delle candidate a un campionato protagonista che però è uscita sconfitta da Mazzara del Vallo, che partita ti aspetti? No, sicuramente una partita ostica, una partita dura, loro sono una grande squadra, hanno grandi nomi, però noi andremo lì a farci la nostra partita e poi il resto si vedrà. Siamo con Marco Mineo, partiamo dall'episodio che forse, anzi sicuramente ha svoltato la partita, che è il gol dell'1-0, da lì in poi è sembrato che la tua squadra si fosse leggermente scollegata dalla partita. Sì, l'episodio del rigore un po' ci ha fatto uscire, io credo che l'avevamo impattata anche discretamente bene, avevamo avuto 2 o 3 palle per fare male al Misilmeri, poi abbiamo preso questo episodio del rigore lì subito dopo il 2-0 e siamo un po' usciti dalla partita. Il secondo tempo un derby è bello anche per questo, quindi è stata molto veemente come partita, un po' di confusione, probabilmente se trovavamo il gol un po' prima potevamo impensierire, però credo che, ripeto, dopo il rigore ci siamo un po' disuniti stranamente, ma è logico che siamo alla prima giornata e dobbiamo lavorare. Ecco, si può dire che tra l'inizio del secondo tempo e l'espulsione di Bisogno sia mancato il guizzo alla tua squadra per riaprire la partita? Sì, ma più che altro diciamo che quando c'è stata l'espulsione di Bisogno avevo fatto 2 cambi, molta attrazione anteriore, quindi avevo cercato di provarci. L'espulsione cambia un po' anche i piani e quindi poi diventa anche un'altra partita. In realtà su questi 90 minuti, 100 minuti, credo abbiamo visto 3-4 partite diverse, quindi va bene, dico, è andata in questo modo. Logico è che ci rimaniamo male per come finisce, però è la prima partita, ripeto, abbiamo modo di lavorare, non eravamo fenomeni domenica, non siamo brocchi adesso, noi dobbiamo lavorare e fare il nostro campionato in maniera serena e tranquilla. Ecco, domenica hai la prima in casa di campionato dopo quella di Coppa contro l'Aspra, si può dire che, come abbiamo detto la volta scorsa, che buona parte delle chance di salvezza del Casteldaccia passano dal Fiorilli. Beh, vabbè, come buona parte, diciamo, delle squadre che giocano vogliono vincere le partite in casa. Noi però domenica giocheremo con la Nissa, quindi avremo una settimana per prepararla e niente, ovviamente cercheremo di capire già da martedì dove lavorare, dove migliorarci, ricordandoci sempre che siamo una squadra fatta per salvarci, che l'obiettivo primario è questo e questo deve essere la mentalità e la fame che probabilmente dopo il gol ci è mancata, mentre il Misilmeri ha fatto veramente una partita molto molto intensa e ha meritato secondo me la vittoria.
Esce 2, entra 17. Esce 2, entra 17. Secondo tempo di Accademia Trapani Geraci, seconda giornata di eccellenza siciliana, girone A, 1-0 il parziale, il gol di Guaiana ad aver sbloccato un match in cui il Geraci ha avuto tantissime occasioni con Bonamaison, Rudonia, Panebianco, Gonzales. La prima vera occasione per l'Accademia Trapani, il gol di Simone Guaiana, il primo con la maglia dell'Accademia. Adesso lo facciamo un recap delle due formazioni con la squadra di Amoroso, l'Accademia Trapani in completo bianco, Grimaudo in porta 4-3-3, Cammareri, Marrone, Parrinello e Lala in difesa, a centrocampo Samanà, Bie e Barraco, in attacco Guaiana, Nolfo e Cannavò che ha preso il posto di Oddo. C'è stato anche un cambio nelle Geraci, ma prima di iniziare il secondo tempo è uscito Coco, al suo posto Sapienza, 3-5-2 per Gaetano Mirtel, Geraci in completo blaugrana con pantaloncini blu, Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Gusso in difesa, Sapienza, Trepiano, Gonzales, Bonamaison e Panebianco a centrocampo, Rudonia e Fernandez in attacco. Lancio profondo a cercare Cannavò, trovato in posizione di fuorigioco dalla terna arbitrale composta da Salvatore Azzolina di Caltanissetta e lui l'arbitro. Gli assistenti sono entrambi della sezione di Agrigento, Gaetano Florio e Calogero Miliotto. Tanto caldo qui a Trapani. Geraci che viene dalla sconfitta in casa per 3-0 contro la Pro Favara, in cui ha disputato un primo tempo alla pari con la favorita del girone, poi ha perso a causa di un calcio di rigore, di un calcio di punizione e per un autogol nel finale, la partita già chiusa. Accademia che invece viene dal risultato di 0-0 contro la Folgore di Castelvetrano. Nonostante le tantissime assenze per squalifica, l'Accademia ha comunque fatto bene, ha colpito anche una traversa al Marino. Geraci che qui a Trapani è ripartito dal primo tempo contro la Pro Favara. Accademia che nonostante le defezioni ha continuato sulla linea positiva. Nonostante ciò oggi ha avuto meno occasioni, si è portata comunque in vantaggio. Adesso insiste la squadra di Amoroso, Barraco scende in fascia, trova la deviazione di Rudonia in calcio d'angolo. E là! Questo deve fare, non deve far girare. Nel frattempo l'Aspra è passato in vantaggio contro il Castellammare, il gol di Gio. Risultato che a Misilberi si sblocca. Tra l'altro il primo gol nella storia dell'Aspra in eccellenza, questo qui. Parte la battuta del calcio d'angolo, allontana Bressan. Votato dai tifosi del Geraci come man of the match.
in occasione della partita contro la Pro Favara. Prestazione abbastanza solida fino a questo momento contro l'Accademia. Cannavo lotta, il pallone sempre della squadra di Amoroso, tiro respinto, allontanato da Lopizzo, svirgolata di Cammareri, l'attacco di Fernandes con Marrone in vantaggio, pallone finisce fuori e rimessa per il Geraci. La palla! Voglio fare tornare! E va! Occhio alle spalle, Alessandro! Gusso gira da Bressan, il passaggio per Lopizio, nuovamente da Evandro Bressan, servizio dell'ex Palmeiras, Fernandes di prima verso Panebianco in verticale, ancora Bressan, nuova alzata, si salta a vuoto, colpo di testa di Parrinello, pallone di Imbie, servizio per Cannavo, suola per Barracco, pallone che esce però. Diversi spettatori al Sorrentino oggi, prima partita a porte aperte della stagione per l'Accademia Trapani dopo lo svolgimento a porte chiuse del 2-2 contro il Fulgatore in Coppa. Partita in cui anche lì l'Accademia è passata in vantaggio, si è fatta rimontare il gol del 2-2 in extremis per evitare quantomeno in quel match la sconfitta. Poi l'Accademia non passò il turno, dato il 2-0 dell'andata ad opera del Fulgatore al Polisportivo. Colpo di testa da allontanare di Lala, calcio d'angolo per il Geraci che continua sulla falsariga del primo tempo, ovvero a creare opportunità in attacco. È quasi un match salvezza anticipato questo qui tra Accademia Trapani e Geraci. La battuta dell'angolo da parte di Sapienza, pallone dentro, se la chiama Grimaudo, chiamato per diversi interventi anche nel corso del primo tempo, specialmente su Bonamaison e Rudonia. Cannavò, passaggio intercettato dalla presenza di Panebianco, Sapienza spallata con Samannà, poi Oscar Sapienza va giù, punizione conquistata per il Geraci. La battuta di Bonamaison a cercare Fernandes, colpo di testa di Rudonia, è rimessa laterale stavolta per l'Accademia Trapani. Barracco, alzata verso Nolfo, passaggio dietro ma per gli avversari. Panebianco super in velocità, un avversario e mezzo perché poi Parrinello lo confonde un po'. Rilancio Gusso di testa, Nolfo la prende in maniera regolare, anticipo da dietro di Gusso e poi fallo commesso dall'Accademia e nuova punizione per i Madoniti. Tanto piccolo risfuso rispetto a ciò che è stato detto nel primo tempo, e adesso 1-0 tra Unitas Sciacca e Don Carlo Misilmeri. Il gol è segnato da Balistreri, tra l'altro ex della partita. Il tiro di Bonamaison respinto. Gonzales, lanciato Fernandes, probabile fuorigioco, sì, si alza la bandierina dell'assistente arbitrale. Cambio in vista per l'Accademia Trapani.
Esce Barraco. Al suo posto entra Kawi York, a segno assieme a Lala nelle 2-2 di Coppa contro il Fulgatore. Lui che l'eccellenza l'ha fatta con la maglia del Marsala nel periodo post-Covid. Esce Francesco Barraco, schierato inizialmente come ala d'attacco, poi l'ingresso di Cannavò lo ha costretto a scendere nella linea a 3 di centrocampo. Comunque buona la prestazione del classe 2005. Colpo di testa di Cannavò verso Nolfo che si scontra con Guaiana. Guaiana verso il fondo, non può fare granché, si propone da dietro Samanà, lotta ancora Tripiano nel conquistare il pallone, nel rubarlo agli avversari, se la cava comunque il Geraci. L'entrata regolare da parte di Imbie su Sapienza. Si riparte da Barbagallo a trovare Pane Bianco. Gonzales. Pareggio nel frattempo da parte del Castellammare in casa dell'Aspra. Il gol da parte di Messina, 1-1 tra Aspra e Castellammare. Cannavò verso Guaiana, l'alzata davanti a lui da parte di Lopizzo. Sapienza dietro verso Fernandez, il recupero di Bonamaison, sale il Geraci, Bonamaison punta la porta, pallone basso fuori, calciato dall'argentino. L'anno scorso la prima sua esperienza in Italia, in Veneto, al Porto Mansuè, sempre in eccellenza. Ha perso tra l'altro la semifinale playoff. Ben 5 gol, di cui 3 in campionato. In estate, stagione iniziata, il passaggio al Geraci. È regolare l'intervento di Bonamaison, ancora Cannavò a scontrarsi calcisticamente con Gonzales. Nolfo sponda, Cannavò verso Guaiana, sale l'Accademia in fuorigioco. Contento del suo ingresso in campo Amorosa nei confronti di Kawi York, che ha preso esattamente la posizione in cui si era spostato Barraco, ovvero l'ala d'attacco. Guaiana è passato a sinistra, adesso a destra c'è York e Cannavò parte più basso. Guaiana verso Samanà, conquistata una rimessa laterale. Dagli la palla, dagli la palla. Oh. Facciamo 10 minuti, mister. Non li facciamo rimproverare, dai, diamogli la palla. Cammareri batte, si ritrova accanto Samanà, grande giocata, rientra verso l'interno, Barbagallo, Nolfo dietro, Guaiana verso il secondo palo, non c'entra la porta. Secondo cambio nel Geraci, pronto a esordire Emanuele Balzano.
esce Trepiano al suo posto. Agustin! 13, a destra! Ingresso in campo di Emanuele Balsano, ex Palermo e Calcio Sicilia. Prova il tiro Cannavò, c'è l'anticipo da parte del rocciosissimo Bressan. Si prende il fallo. Eccolo, Balsano scambia con Gonzales di prima. Nolfo, un po' pressato da Gusso. Pallone verso York, scorre fuori. Colpo di testa di Lopizzo, stava arrivando l'Accademia Trapani proprio con York. Cammareri verso Guaiana, l'aggancio, il duello con Lopizzo. Guaiana passa, poi Gonzales non totalmente, il recupero se la cava al solito comunque il Geraci. Pallone di prima di Rudonia verso Fernandez che ha un po' di spazio, c'è Sapienza largo, servito, potrebbe rientrare sul sinistro, c'è il passaggio verso l'interno, Balsano allarga, Pane Bianco si libera degli avversari, poi calcia, finisce fuori di poco. Anche questo tiro ci ha provato su punizione nel primo tempo a sfiorare il palo. Dai, go! Non ti muovi più da lì, non ti muovi, non dai. Intervento falloso di Bressan. Cosa mi ha chiesto? Evandro! Su Nolfo. Antonio! Ehi! Dove l'avevo capitato? Dove la qua? Bie alla battuta di questo calcio di punizione, servito Cammareri, guarda chi c'è in area, cross basso ad anticipare Nolfo, il rilancio di Bonamaison, colpo di testa, la recupera Cammareri, l'attacco di Oscar Sapienza, servizio per Grimaudo a rischiare. Rudonia evita Ambie, il Geraci lamenta il fallo, Lopizzo, pallone per Balsano, il tocco per Rudonia che si gira, contrastato fallosamente da Marrone. Occhio! E dietro, signore! Quanto ne vuole? Vai quanto ne vuole, metti un po'. Quanto ne vuole? Fai il testo, tu fai il testo. Nel Geraci Balsano utilizzato più internamente, con Bonamaison più sull'esterno rispetto all'inizio. Fallo tu il testo, Alessio! Punizione interessante per la squadra di Mirto, batte Sapienza, non Pane Bianco che stavolta si inserisce, barriera a 3 per la squadra di Amoroso. Sapienza morbido in mezzo per Pane Bianco, colpo di testa all'indietro.
Non contento Mirto in panchina. Saltala tu! Evandro, non la saltare! Sebastiano, saltala tu! Gonzales salta Bressan, Nolfo allarga. Guaiana da fermo morbido verso Nolfo, sempre Bressan presente. Fernandes ostacolato da Cammareri, interviene anche l'ala e fallo. Rudonia, il contrasto con Bassano che lo vince. Lancio lungo di testa marrone su Fernandes, poi in difficoltà a controllarla. Lotta York, la prende Pane Bianco. Si continua a giocare con York a terra. Rudonia non può di certo girarsi in quelle condizioni. Fernandes va a commettere fallo prima lui sull'ala. Occhio perché gli animi un po' si accendono con Fernandes protagonista faccia a faccia con Nolfo e Pane Bianco. Allontanato Samanna. Si lamenta il cartellino rosso nei confronti del Geraci. York rimane giù. Tantissime proteste dalla gradinata per presunto gesto scorretto nei confronti del team di casa dell'Accademia. Arbitro che parla con Pane Bianco e Samanna. Ammoniti entrambi. Arbitro, guarda linee, che la può comunicare lei. Ha messo le mani in faccia. Ha messo le mani in faccia. Antonio. Con la testa, raga! Con la testa! Forza, Ciccio, non capiamo, dai! Situazione un po' ripresa con i gialli nei confronti di Samanna e Pane Bianco. Si riparte dal rinvio di Grimaudo. In cielo quasi Cannavò a scontrarsi con Bressan. Partita che si fa leggermente nervosa. Sapienza in mezzo a due non ce la fa perché Guaiana recupera molto bene. L'aggancio di Guaiana la mantiene in campo. Nolfo a duello con Gonzales. Cannavò lotta assieme a Bressan. C'è il fischio da parte dell'arbitro. Hai ammonito lo stesso giocatore, no? Arbitro, sei a destra. Lo stesso fallo l'hai ammonito, uguale.
Antonio! Antonio! Guaiana, cross in mezzo, non c'è nessuno ad attaccare il secondo palo. York era troppo largo, Nolfo era troppo all'interno dell'area. Occhio Sandro, Alessandro. Gusso. Rudonia, il tocco di Lala. Il recupero di Bonamaison, riprende il possesso palla il Geraci, filtrante verso Fernandez. Polungo. Noi siamo! Vieni tu! Simone! Basta, andiamo! Altro rilancio di Grimaudo, non la prende Cannavò. Colpo di testa di Panebianco, Balsano di testa anche Mbie, l'anticipo di Panebianco in corsa, svirgolata voluta da Parrinello a non prendere però il pallone. Rimane giù però il capitano del Geraci. Per quanto riguarda invece i cambi, sono 2 effettuati da entrambe le squadre. Nell'Accademia sono entrati York e Cannavò al posto di Barraco e Oddo. Dall'altro lato sono entrati Sapienza e Balsano al posto di Coco e Tripiano. Accompagniamo! Lancio profondo, spazio per il Geraci, Rudonia da fuori, alto. Mirto richiama Konate. Sarà lui ad entrare nel Geraci adesso. 1 e 2, testa stai lì! Esce Rudonia. Ci ha provato tantissimo lo sloveno. Va bene, gli ha detto Mirto. Dentro Issouf Konate. Questa stagione è la prima in eccellenza per lui. Ha giocato però con il Geraci sia in prima categoria che in promozione. Non c'è stato nel biennio 2018-2020, quando il Geraci è stato in eccellenza anni fa. Eccolo Konate, che punta Cammareri verso il sinistro, passaggio un po' corto per Gonzales, infatti recupera l'Accademia, che può andare. Guaiana lo ferma, lo piccio. Konate verso l'interno, Sapienza, passaggio per Balsano, si allarga Panebianco, riceve Bonamaison, adesso sì per Panebianco il pallone, sponda di Fernandez, si accentra Bonamaison, sterza sul sinistro, commette fallo in attacco sull'ala. A un passo dalla conclusione il Geraci, dal limite ha commesso fallo la squadra di Mirto. Cannavò di testa, Bie dietro da Parrinello, che si è scambiato la posizione con Lala. Lala fa il centrale di destra assieme a Marrone, Parrinello è stato spostato a terzino destro. In difesa nell'Accademia Cammareri rimane a sinistra. Konate invece il largo a destra nel Geraci. Occhio Alessandro. Ale. Fernandez
tocco in avanti anticipato Bonamaison. Fernandez, l'aggancio può allargare da Konate, un po' difficile trovarlo. Adesso la conquista l'ivoriano che decide di scattare, viene superato da Guayana. Il recupero di Bonamaison, non c'è fallo secondo l'arbitro, c'è il vantaggio, il cross in mezzo da parte di Konate, la parata di Grimaudo, ma c'è il fischio dell'arbitro con il calcio di punizione per il Geraci. L'arbitro aveva fatto continuare l'azione. Alessio, portati, Alessio! Vito! Adesso ha deciso di assegnare il calcio di punizione per il Geraci. Due levo il posto! E ti entra, oh! Tre in barriera, Sapienza a battere. Pronto l'ex Roccella. Sono due in barriera per l'Accademia. Parte Sapienza, Grimaudo a due mani in angolo. Pochino girato, non era totalmente centrale il tiro di Oscar Sapienza. Altra opportunità adesso per i Madoniti, sempre Sapienza, stavolta la battuta dell'angolo. Parte il cross, primo palo verso la testa di Bressan. Pallone in fallo laterale. Ultimo quarto d'ora da giocare. Sta reggendo l'1-0 dell'Accademia Trapani il gol di Guayana nel primo tempo, anche se il Geraci ad avere tantissime occasioni ma non a concretizzarle. Bressan a cambiare nella zona di Panebianco, che la riesce a prendere a duello con Parrinello. Calcio d'angolo. Alessio! Occhio, scambio! Ehi! Brava! Yo! 17, yo! No! Gonzales batte l'angolo. Pallone a rientrare, segue Grimaudo ad anticipare Sapienza. Si fa anche un minimo male il portiere dell'Accademia, rialzato prontamente da Marcio Fernandez. Nolfo di testa nella zona di Samana, la prende Guayana, c'è l'aggancio da parte sua in fuorigioco. Finale interessante perché il Geraci continua ad attaccare come nel primo tempo. L'Accademia prova a ripartire in velocità, anche se gli spunti da davanti sono pochi, nonostante l'impegno da parte di Guayana. Ancora Sapienza nel frattempo dall'altro lato. Si continua a giocare nonostante un giocatore in maglia bianca per terra. Non ce n'è pa! Stiamo giocando!
puttana. Oh, sta mettendo, veloce, veloce. Cartellina giallo nel frattempo per Barbagallo. Irregolarità formale. Tanto vantaggio a sorpresa del Fulgatore a 4 dalla fine in casa del Mazzara, gol di Adamo, 1-0. Fernandez, Parrinello, era già uscita, rimessa a Geraci. Porca puttana. Porca troia. Pane Bianco chiede spazio perché c'è York. Rimessa sopra la testa dell'avversario, pallone di ritorno verso Sapienza che non si intende. Con i compagni, nello specifico con Bonamaison. Il rilancio di Grimaudo su Konate, la manda fuori. Camareri per Nolfo, gira tutto ma male. Bonamaison in contrasto con NBA, lanciato York, prima di lui però c'è Pane Bianco che lo supera con un sombrero, la mantiene in campo, no, in realtà esce quasi tutto perfetto. Altro aggancio un po' così da parte di York, comunque rimessa Accademia. Nel Geraci pronto ad entrare Pablo Valor. Battuta la rimessa, sponda di Nolfo, allontana Bressan. Il tocco di Imbie, risponde il Geraci con Gusso. Sapienza, il tocco per far correre Bonamaison. Ancora Bonamaison contro l'ala che si mette davanti il pallone, l'argentino la meglio e guadagna anche fallo. Dai la botta! Alessio, occhio! Occhio lì! Yo! Oh! Yo! Occhio! Punizione Geraci. Gonzales Arriva! Vedi! a battere. Staccali subito là, lei! Parte Gonzales in mezzo, Bressan di testa, il Geraci con Evandro Bressan, l'1-1 dei Madoniti, il primo gol in Italia del brasiliano. Bressan pareggia il Geraci dopo 84 minuti di dominio. Una prestazione rocciosa del difensore, condita da questo gol 1-1, tutto in equilibrio al Sorrentino. E adesso
l'Accademia è chiamata più che mai a uscire in questa partita, in questa fase, in questo finale. Bie insiste, vince il contrasto, va fino in fondo, cross basso, Bressan, sempre lui. È finita nel frattempo a Geraci Siculo 0-0 tra Super Giovane Castelbuono e Folgore Castelvetrano. Come cambio? Eccolo qui, Valor. Antonio! È uscito Bressan, Fernandez! Là, che si è vai fatto là, male. vai là. Ha segnato poco fa il gol del pareggio. Il brasiliano è costretto a uscire. Geraci ha diversi indisponibili. La sua assenza per le prossime partite potrebbe essere pesante per la squadra di Mirto. Il secondo! Il secondo! Spinta Fernandez! Fernandez! su York, calcio di punizione Accademia da posizione interessante. C'è il giocatore infortunato? C'è il giocatore infortunato? C'è il giocatore infortunato! Allora, oh, soccorri il suo... Pronti per la punizione. La battuta in mezzo, il tocco di Nolfo, il gol dell'Accademia Trapani che ha fatto andare avanti i suoi, il tocco in porta per il 2-1 al Sorrentino, nuovamente in vantaggio la squadra di Amoroso. Ha segnato Kawi York dalla panchina. Il secondo gol da parte di York, con Nolfo che voleva colpire verso la porta, alla fine l'ha presa York e con la seconda grossa chance da gol l'Accademia ha segnato il suo secondo gol, stavolta con Kawi York. Incredibile. Il Geraci ci aveva messo tantissimo a pareggiare la partita dopo tantissime occasioni. Accademia insolita, perché comunque qui al Sorrentino fa le sue partite, le domina. Oggi ha trovato un avversario che ha dato fastidio. Anche questa cosa un po' paradossale, perché il Geraci è stato in difficoltà in questo inizio di stagione. Accademia avanti con due grosse occasioni e 2 gol. Avanti la squadra di Amoroso. Samanà, cross, c'è la coordinazione di Cannavò, pallone sul fondo. Nel frattempo è 1-1 tra Pro Favara e Mazzara 46. Athletic Palermo in vantaggio a Marineo. Buona Maison, forcing finale del Geraci, Sapienza, largo in fascia, c'è il cross basso con un giocatore dell'Accademia Terra, Gonzales basso su Grimaudo. Il calcio è una cosa incredibile. Appunto sono strane due cose: il non dominio dell'Accademia Trapani in casa
perché non aver perso una partita da quasi un anno lo dimostra. Ultima sconfitta dal il 23 ottobre del 2022, però con 2 tiri in porta e 2 gol. E dall'altro lato è stata un po' strana questa evoluzione in positivo del Geraci, che iniziò la stagione in difficoltà. Comunque ci sono stati aspetti positivi contro la Pro Favara nei primi 40 minuti da parte di Barbagallo. L'anticipo di Parrinello verso la zona di Cannavò, che mette giù. È finita Misilmeri 1-1 tra Aspra e Castellammare. È finita anche a Mazzara del Vallo, ha vinto il Fulgatore, prima vittoria storica nel campionato di eccellenza, tra l'altro in un derby contro il Mazzara in trasferta 1-0. Gusso. Nel frattempo qui a Trapani siamo nel finale, Accademia avanti 2-1 con il Geraci che vuole il gol del pareggio. Attenzione all'aggancio in aereo, tiro oltre la traversa di Panebianco. Che occasione per pareggiarla, l'infinita occasione della partita della squadra di Mirto. 2 minuti mancano, 2 minuti. Pedro, lunga. Siamo là. Sebastiano, qua. Cambiate, Ioso. Teniamo palla. Il rilancio di Grimaudo, il pallone conquistato in profondità, ancora Guaiana a lottare. Guaiana contro 2 avversari, insiste Conate che vorrebbe la rimessa dal fondo, in realtà è calcio d'angolo. Per l'Accademia Trapani. Manca un minuto, mister, manca un minuto. Battuta corta dell'Accademia Trapani, si gira molto bene Guaiana, tiro ribattuto per un altro calcio d'angolo. Sono 2. Veloce. È finita! Barbagallo alla rimessa della vita. È finita! Lotta buona Maison alla presa di Grimaudo. 7 secondi! Eccolo qui il triplice fischio, l'Accademia Trapani batte il Geraci 2-1, con il Geraci che praticamente ha dominato una partita. L'Accademia più cinica ha vinto con i gol di Guaiana e York contro il pareggio di Bressan, che poi si è fatto male ed è dovuto uscire. La prima vittoria dell'Accademia Trapani nella storia in eccellenza. Altra sconfitta per il Geraci, sicuramente una sconfitta molto diversa rispetto a quella contro la Pro Favara. Tantissime occasioni con le parate di Grimaudo a salvare il momentaneo 0-0. Poi gol di Guaiana e York, in mezzo c'era stato il pareggio di Bressan a 10 minuti circa dalla fine. Poi il gol di York con i festeggiamenti sotto la gradinata a cielo aperto del Sorrentino.
hanno fatto sognare il pubblico qui presente a Trapani. Esulta la squadra di Amoroso, che si prende i primi 3 punti del proprio campionato, sommato a quello di Castelvetrano sono 4 in classifica. Geraci che rimane a 0, ma con un percorso di crescita che è aumentato in maniera esponenziale, sconfitta che pesa tantissimo per la squadra di Mirto. Prossimo weekend con l'Accademia Trapani, che andrà a giocare proprio a Geraci Siculo, ma contro la super giovane Castelbuono. Geraci che invece avrà la trasferta di Mazzara del Vallo contro il Mazzara 46. Geraci che così, dopo questa sconfitta, perde dopo quasi 8 mesi. L'unica volta in cui ha perso prima di tutto questo periodo fu la sconfitta 2-1 per mano del Lascari Cefalù alla 16ª giornata dello scorso campionato di promozione. Momenti diversi, squadre diverse, ma la mole di occasioni prodotta dalla squadra di Mirto sicuramente non rispecchia il risultato che è stato maturato sul campo. È tutto dal Sorrentino, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.